voglio parlare del cane di Mannara o mastino siciliano, una razza antichissima proveniente dalla Sicilia, e un cane utilizzato per la guardia al gregge e alle masserie, un cane rustico e forte. Leale e coraggioso, sempre pronto a proteggere le cose a lui affidate. Il cane di Mannara è di taglia medio-grande, il maschio ha un'altezza che va dai 65 a 69 cm e un peso del massimo 45 kg. Anche se sono ammessi i più pesanti purché non perda la sua agilità ed eleganza. La femmina da 59 a 64 cm per un peso di 35 kg. Il corpo è snello e robusto per affrontare terreni sconnessi e rocciosi. Le orecchie sono piccole e triangolari portate basse. Porta la coda bassa a riposo e a scimitarra in attenzione. Il pelo folto e crespo non richiede particolari attenzioni. Non si deve intravedere la pelle. A primo impatto deve sembrare una pecora. Essendo un cane da guardia non necessita di tanta attività fisica. L'addestramento è molto semplice perché ha un grande legame con il proprietario. Essendo molto diffidente verso l'estraneo è fondamentale la socializzazione con l'ambiente e le persone.